col titolo Barattieri, spazi, tempi e persone di un mondo ritrovato. Grazie signor Presidente. Col suo permesso anch'io seguo l'esempio del professor Prosperi per motivi assolutamente analoghi ai suoi, con l'aggravante che sono molto meno telegenico di lui. Io, a parte la grande amicizia con il festeggiato di stasera e anche qualche consonanza, qualche occasione di comune lavoro, insomma i nostri interessi e le nostre competenze, ammesso che io abbia qualche competenza, si toccano semmai sulla linea del Levante, diciamo. E infatti quando ci siamo trovati in certe occasioni c'era sempre un po' il Levante di mezzo, Cipro, eccetera. Quindi forse in un primo tempo, quando mi è stato proposto di parlare di Barattieri, confesso che non ne sapevo quasi nulla, sono rimasto un po' incerto. Mi sono poi naturalmente appassionato al tema e questo lo debbo alla straordinaria capacità non solo di ricercatore ma anche di narratore. Sapete che c'è una grande polemica in corso che ha toccato il Calor Bianco un po' di tempo fa su che cosa sia in fondo, su quale ruolo abbia la narrazione nella storia, esposizione, insomma, il quarto grado della ricerca storica secondo il venerabile manuale del Bernheim che direttamente o indirettamente abbiamo visto tutti da giovani, l'euristica, l'analisi, la sintesi e l'esposizione, e quindi il ritorno del fatto e poi il ritorno dell'esposizione. Direi che Gherardo è riuscito a affascinarmi con questo suo ultimo libro e poi dietro a questa sua capacità espositiva ho cercato di fare un piccolo esame di coscienza, principalmente per me stesso, ma un po' anche per voi, visto che mi dovrete sopportare per le prossime manciate di minuti. Spero di non esagerare in lunghezza, lungo ma lo taglierò, e di rispondere senza interrogare l'interessato alla domanda che mi ponevo: come nasce l'interesse per questa figura del barattiere in Gherardo Ortalli e in una storiografia fatta anche da giovani, anche da giovanissimi, che è ormai molto viva e apprezzata, grazie soprattutto a quelle iniziative che Ortalli ha portato avanti con la Fondazione Benetton, eccetera, che tutti conosciamo. Cominciamo dall'inizio, quindi, almeno dall'inizio in cui nella nostra ignoranza o scarsa cultura, da quello che per noi è l'inizio quando sentiamo parlare di Barattieri. Ognom fe Barattier fuorché bonturo, del no per l'idanar vi si faita. È una formula definitoria irreprensibile che a distanza di 7 secoli mantiene intatta e, ohimè, attualissima, senza pericolo d'anacronismo alcuno, la sua validità. Quanto a Bonturo Dati, poi, la sua figura è rimasta immortale anche nei nostri ricordi, per esempio ricordi liceali di noi non più esattamente giovanissimi, perché almeno ai nostri tempi, a parte Dante, era obbligatorio imbattersi nel Vate, in Giosuè Carducci, e Giosuè Carducci, in una delle sue poesie, che forse non sarà una delle migliori, e forse lui non era nemmeno un grande poeta, ma insomma che colpiva molto i ragazzi che erano magari interessati di storia, affascinati del Medioevo, la faida di comune, parla proprio di nuovo di Bonturo Dati, mastro in far baratterie. Quindi che i concetti di barattiere e di baratteria fossero più ampi e articolati
è cosa che per la verità tutti i commentatori antichi e moderni di Dante non hanno mai tralasciato di sottolineare. E del resto basta anche soltanto scorrere i versi successivi di quel famoso 20° dell'Inferno per imbattersi nel termine baratta, appartenente alla medesima area semantica e usato nel senso di briga, contesa violenta e volgare. Sia nella commedia sia altrove nelle opere dantesche, soprattutto mi ha molto stupito la ricorrenza nel fiore, molto intensa. Le parole barattiere, baratta, baratto compaiono in varie occasioni, in diverse accezioni, costituendo alla fine un campo semantico molto ampio, da scambio di beni, lecito o illecito, il baratto appunto, a truffa, imbroglio, illecito guadagno, inganno, ma anche su un altro versante, concettualmente lontano ma esistenzialmente diciamo invece vicino, prossimo, rissa, baccano, tumulto. E Pietro Mazzamuto ha diligentemente elencato e classificato questa casistica nell'ampia voce che al barattiere gli dedica nell'Enciclopedia Dantesca. La condanna di Dante si ordina su una linea teologica che da Cassiano, attraverso Gregorio Magno, Isidoro di Siviglia, Alcuino, Pier Damiani, Ugo di San Vittore e Tommaso d'Aquino, si sviluppa articolando la condanna dell'avarizia, dell'usura e della frode come peccati precipuamente volti contro la carità e la giustizia distributiva. Siamo a Venezia, quindi più d'uno fra voi ricorderà alcuni versi dei Cantos in cui Ezra Pound riprende proprio appunto questo tema a proposito dell'usura. Sappiamo che il poeta stesso era stato a sua volta colpito dall'accusa di baratteria in quanto corruzione nel corso dell'esercizio di pubblico ufficio, un crimine e un peccato sul quale insistono sia gli statuti sia i trattati dei Bono Comuni, quali quello celebre del domenicano Remigio de Girolami, concittadino e contemporaneo dell'Alighieri. È ovvio che il grande tema della corruzione nei pubblici uffici abbia attirato l'attenzione della storiografia moderna molto di più che non l'ampia e complessa galassia dei giocatori abituali e professionali, nonché dei gestori del gioco d'azzardo con tutti i suoi riprovevoli corollari, quelli ostentati da un poeta maledetto come Cecco Angiolieri con la sua ode provocatoria alle donne, naturalmente a quelle di malaffare, alla taverna e al dado. Dal vizio alla truffa, alla violenza, alla bestemmia, alla frequentazione delle taverne e delle meretrici, quest'universo subalterno e marginale è stato a lungo oggetto, più che di degna e di decorosa ricerca da parte degli studiosi di alto livello, di curiosità erudita, se non di un certo tipo di voyeurismo ozioso e tutto sommato poco onorevole, o considerato tale, per chi a indugiarvi negli archivi e nelle biblioteche si dimostrasse incline. Questa sorta di implicita e sottintesa damnatio obiecti ha a lungo pesato sullo sviluppo delle ricerche incentrate su questi aspetti appunto della vita quotidiana, della marginalità, della subalternità, relegandole in un limbo dal quale emergevano qua e là lavori di ricerca a modo loro anche celebri, severi e ponderosi, come i modelli di lussuosa semipornografia editoriale costituiti dai tomi del celebre bibliophile Jacot nella Parigi dell'Ottocento, ai quali attingevano anche alcuni scrittori e letterati. Il caso più illustre in materia, e dove si parla appunto anche dei barattieri, insieme ad altre forme di ribalderia, è forse la descrizione della Cour des Miracles nel Notre-Dame de Paris di Victor Hugo. Gli stessi studi sulle differenti attività ludiche, da quelle correlate alla caccia, alla guerra, fino ai nobili giochi di abilità come gli scacchi e ai giochi stessi di fortuna, quelli più sospetti e più incriminati, insistevano soprattutto sugli elementi connessi alla loro regolamentazione giuridica, quando ci fosse, quando non si limitasse alla pura e semplice proibizione, e alle descrizioni tecniche, sorvolando o riferendosi solo di sfuggita agli aspetti
più propriamente istituzionali e strutturali, specie dei giochi d'azzardo e di chi li gestiva, li praticava o per differenti motivi e a diversi livelli frequentava i giocatori. Reticenze del genere si colgono anche in un saggio di oltre un secolo fa, che per lungo tempo è rimasto un classico di riferimento in materia, quello di Ludovico Stechauer. Vero è tuttavia che molto a proposito dell'approccio scientifico alla cultura del gioco, e quindi anche alle sue istituzioni, alle sue strutture e ai suoi protagonisti, al di là di residue riserve moralistiche, cambiò sia nel campo della storia, sia in quello delle scienze umane, fin dal 1938, quando uno studioso già celebre, Johann Huizinga, pubblicò il suo celebre e sotto molti aspetti rivoluzionario saggio Homo Ludens, che a proposito della serietà del gioco, una dimensione peraltro ben nota ai giocatori stessi, specie nel suo rapporto tra gioco e onore, sovente spinto fino agli estremi, l'omicidio e il suicidio, veniva a confermare l'intuizione del nostro Giovanni Pascoli a proposito del gioco serio al pari di un lavoro, come dice lui nella poesia sui due fanciulli. Serio al pari di un lavoro e non solo per i fanciulli. On ne badine pas avec les jeux. Non si scherza col gioco, non si scherza nel gioco. Può sembrare un ossimoro e invece non lo è affatto. E sono stati proprio i 5 saggi raccolti nel piccolo ma secondo me prezioso libretto edito qualche anno fa appunto a cura di Gherardo Ortalli e Uwe Israel, Il duello fra Medioevo ed età moderna, a mostrare i nessi strettissimi tra ludicità, serietà, diritto, onore, dall'ordalia germanica fino alla studentesca mensur, le cercatrici della quale solcavano tanto spesso, ancora durante la Seconda Guerra Mondiale, le guance di ufficiali dell'esercito e di alti imprenditori tedeschi. Va detto che è stato direttamente o indirettamente nell'ambito e sulla scia della Nouvelle Histoire che l'attenzione degli studiosi per il gioco e la dimensione ludica ha cominciato a organizzarsi in un senso non solo euristico, ma anche concettuale di tipo propriamente storico-antropologico, che è andato al di là di quelle propriamente circoscritte dello sport e del tempo libero e che ha potuto giovarsi anche delle tesi messe a punto da un Norbert Elias a proposito del processo di civilizzazione. Ne sono prova, ad esempio, le ricerche di Jean-Michel Maire, il quale al riguardo ha provveduto anche a un saggio di sintesi che inquadra concettualmente e storiograficamente la materia nel Dictionnaire raisonné dell'Occident médiéval di Le Goff e Schmitt. La ricerca e la riflessione degli studiosi sui giochi di fortuna e sulle loro implicazioni giuridiche, etiche e sociali, al di là delle ricerche erudite e descrittive riguardanti le tecniche in sé e per sé e la relativa trattatistica che da sola riempie intere vaste biblioteche, si sono imposte solo in tempi relativamente vicini a noi, riprendendo, approfondendo, ma soprattutto rinnovando le indagini alle quali eravamo abituati fino dai tempi delle vetuste e venerabili pagine di Stechauer. Quando nel 99 Mel scriveva le sue non troppe pagine al gioco dedicate nel Dictionnaire diretto da Le Goff e Schmitt, le ricerche relative ai giochi di abilità, di posizione e di fortuna erano ormai da tempo entrate nella nuova fase all'interno della quale esse stanno ancora oggi sviluppandosi. E insieme con esse andava procedendo la riflessione su quella nuova dimensione etica e sociale dell'uso del tempo che, dopo la rivoluzione cristiana, che aveva condannato come vizio quello che nell'antichità romana era una nobile dimensione del vivere, l'ozium, si era affermata grosso modo a partire dal 200, il tempo libero, diverso e distinto rispetto al tempo alto, quello di solito sacralmente qualificato della festa. Si può assumere a momento qualificante dei nuovi indirizzi euristici, metodologici ed esegetici al riguardo un'opera a più mani, frutto di una riflessione convergente
da parte di più studiosi e di più scuole. Il libro del 1995 dedicato appunto al tempo libero, economia e società, edito a Firenze appunto nel 95. E sulla linea dell'equazione cristiana otium vitium, peraltro ormai nel pieno medioevo delle città, articolata e differenziata in modo sempre più complesso, si andava facendo strada proprio in parallelo ad alcuni aspetti e ad alcuni settori del gioco, quantomeno quelli riprovati e a lungo, almeno in linea teorica, proibiti, che comportavano il rischio socialmente destabilizzante e moralmente insidioso della scommessa, anche lo sviluppo dell'interesse per altre attività strettamente connesse al mondo delle marginalità, dell'illegalità o semilegalità, della malavita, delle attività proibite e infamanti, ma ormai dal 200 in poi considerate comunque un servizio socialmente insopprimibile e pertanto bisognoso di una regolamentazione a sua volta soggetta ad alternanti fasi di più o meno imbarazzata tolleranza e di reiterata repressione. Il mondo, ad esempio, della prostituzione e del suo sfruttamento, al quale nel lustro 90-95 la più giovane tra gli studiosi usciti dalla scuola fiorentina di Ernesto Sestan, Maria Serena Mazzi, dedicava 2 saggi di sintesi alla luce dei quali è possibile verificare come, in quella galassia di problemi, fosse in corso da alcuni anni un rinnovamento tematico e problematico in qualche modo considerabile anche come una risposta dialettica che si riallacciava, tuttavia rimettendolo in gioco, a sistemazioni ormai considerate classiche in materia. E potremmo ad esempio rifarci, in generale, sul tema della vita privata, allo standard work coordinato da Philippe Pariès e Georges Duby, e per quanto riguarda in particolare quello sull'amore, il matrimonio, il rapporto fra società, istituzioni ed erotismo, al saggio dello stesso Duby su amore e matrimonio, tradotto in Italia nel 1988, subito considerato un cardine della sistemazione storiografica in materia e invece rapidissimamente superato. Tutte queste cose, del resto, da canto loro, segnavano il rinnovamento degli studi medievistici, tra i quali andavano appunto annoverato, come ha a suo tempo opportunamente osservato Giuseppe Sergi, i temi della mentalità, dell'immaginaire, scelti fra quelli di indiscusso rilievo per la storia sociale. Andavano anche maturando gli esiti più intensi e importanti di una lunga e paziente dinamica che aveva interessato i principali centri e le più importanti scuole della panoramica medievistica dell'ultimo quarto circa del secolo scorso, in modo particolare, ma non esclusivo, quella torinese di Giovanni Tabacco, quelle bolognesi di Ovidio Capitani e per un certo tempo di Girolamo Arnaldi, il tempo in cui anche Gherardo lavora in quell'ambiente, ma Capitani e Girolamo Arnaldi stanno, diciamo, da una parte nella scuola bolognese e dall'altra ci stanno personaggi come Vito Fumagalli e quindi Massimo Montanari. Dire da una parte e dall'altra non ha assolutamente un valore di affrontamento, ma semplicemente di distinzione, di metodi, di tematiche. Poi quella pisana di Cinzio Violante, cui andrebbe aggiunta almeno, se il discorso a questo punto non ci conducesse in questa sede un po' troppo lontano da quelli che sono gli orizzonti qui proposti, la forte influenza esercitata da quei modernisti che, anche in contatto con istanze, soprattutto francesi e anglo-americane, avevano messo a punto l'esperienza per tanti versi rivoluzionaria della microstoria. E qui dovremmo pensare, limitandosi a studiosi purtroppo immaturamente scomparsi, non solo allo straordinario finissimo contributo di Vito Fumagalli, con i suoi lavori solidamente accampati fra storia delle strutture, del quotidiano,
della vita materiale e degli orizzonti e quadri mentali, ma anche alle geniali ricerche, proprio nella dimensione della marginalità, ma non solo in quelle, di un Piero Camporesi. Fu in questa temperie, in questo contesto, qui rapidamente, grossolanamente e lacunosamente richiamato, che andò maturando il crescente interesse per il rapporto tra giochi, storia sociale e storia della marginalità da parte anche di Gherardo, a mio avviso, il quale si era da parte sua imposto all'attenzione degli studiosi italiani ed europei già appena trentenne con il lungo saggio su natura, storia e mitografia del lupo nel Medioevo, oggi introvabile e forse bisognoso di ristampa, e quindi con la monografia dedicata alla pittura infamante da 2.500, sulla quale io non dirò assolutamente nulla, così guadagnerò anche un po' di tempo, anche perché molto bene ne ha trattato prima di me Adriano. Era, se ho ben visto, proprio il nesso affrontato in quel secondo lavoro tra enunciazioni giuridiche e pratiche giudiziarie da una parte, tra arte, credenze e procedimenti rituali magici dall'altro, ad aver instradato il giovane studioso, Gherardo Ortalli appunto, verso lo studio dell'attività fluida e polimorfa che era il gioco non solo in sé e per sé, nelle sue varie espressioni, ma altresì come esperienza marginale e pur socialmente parlando, consistente, onnipresente, ramificata, fino a una sorta di costante eccezionalità quotidiana, fra virgolette. E qui naturalmente, accanto all'interesse per le dimensioni del gioco, quale addestramento alla guerra, dalle giostre e dai tornei fino alle volgari battaliole, e per quelle che invece erano espressione di raffinata abilità e cariche di un forte significato simbolico, penso soprattutto ovviamente ai nobilissimi scacchi, crescente interesse avevano assunto proprio i giochi di fortuna, d'azzardo, con la loro ardua problematica di controllo e di ora implicita, ora esplicita e comunque sempre condizionata legittimazione. Il fortunato incontro con la liberalità della Fondazione Benetton di Treviso e con il coraggio imprenditoriale dell'editrice romana Viella, una delle non troppe case benemerite in Italia per gli studi medievistici, dava luogo alla collana denominata Ludica e specificamente dedicata alla storia del gioco, nella direzione della quale Ortalli aveva l'onore di affiancarsi al grande Gaetano Cozzi. E il primo volume del quale, edito, come è stato ricordato, proprio nel 93, quasi esattamente un ventennio fa, entrava immediatamente in medias res, affrontando il tema centrale e cruciale dei rapporti fra il gioco, il suo status giuridico, l'amministrazione della giustizia, in un'area non ristretta, al contrario, ampia e complessa, ma tuttavia geocronologicamente ben definita e delimitata, almeno nei suoi connotati di fondo, cioè l'Italia di comune. Una delimitazione questa che di per sé non avrebbe bisogno di soverchie giustificazioni, ma che assume rilievo, per contrasto, a causa della difficoltà obiettiva di studiare lo stesso tema per quel che riguarda l'altra Italia, quella del meridione e delle grandi monarchie normanno-sveva, angioina e aragonese, una difficoltà sulla quale Ortalli è poi tornato anche nella sua recentissima opera di sintesi, Barattieri appunto, circoscrivendone la problematica anche in sede di fonti disponibili e al tempo stesso impiantando qualcosa che somiglia molto a un dispositivo d'attacco che consentirà agli studiosi che verranno, ma qualcuno credo sia già anche all'opera, di espugnare anche la fortezza meridionale che per il momento è ancora chiusa alla penetrazione dell'indagine critica. L'importante libro del 93, riletto e riconsiderato alla luce dell'intenso e operoso ventennio che da allora è trascorso, ci fa l'effetto, senza dubbio in gran parte ingiustificato, ma una lettura del genere è comunque una feris culpa,
di una sorta di manifesto programmatico e, diciamolo pure apertis verbis una volta tanto, anche di una prospettiva concretamente impiantata e seriamente portata avanti. Insomma, le letture a posteriori sono sempre ardue e pericolose, comunque si ha l'impressione di individuarvi uno scopo già con successo raggiunto nel presente, nel momento in cui il libro usciva, e proiettato verso il futuro. Vi si trova difatti, insieme a studiosi già allora affermati come Ortalli stesso, Duccio Balestracci, Carlo Dolcini, Aldo Settia, nonché a quella che già allora rientrava nella rosa degli studiosi en charge di Venezia a livello internazionale, Elisabeth Creuset-Pavin, un bouquet di giovani, se non allor giovanissimi studiosi, avviati a loro volta a una brillante affermazione, da Claudia Cardinali ad Andrea De Grandi, ad Alessandra Rizzi, a Massimo Vallerani, ad Andrea Zorzi. E si tratta di un bouquet ben ortalliano, non che siano tutti allievi di Ortalli, del resto notoriamente Ortalli non ha un maestro e quindi non ha allievi, diciamo persone che hanno incontrato Ortalli sulla loro via universitaria, non tutti questi lo hanno fatto, però in un modo o nell'altro tutti erano e sono rimasti legati alla sua attività di ricercatore e, questo possiamo dire, vero Gerardo, di insegnante. Va del resto ricordato, fra le altre cose che andrebbero sottolineate al riguardo, come una di questi promettenti studiosi, Alessandra Rizzi, sia poi subentrata a Gaetano Cozzi dopo la scomparsa di questi come codirettrice della collana ludica. Insistiamo su questo libro, esito di un incontro tenutosi nel maggio del 91 a Treviso, per quanto non si possa parlare di un vero e proprio volume di atti, lo dico anche con un ricordo, sfruttando un ricordo autobiografico, c'ero anch'io, perché in realtà tutti noi ci guardammo bene dal trascrivere fedelmente quel che avevamo detto, parlavamo tutti più o meno a braccio con l'aiuto di schede e ricostruimmo un po' il discorso. Questo spiega anche qualche incoerenza in fondo sul tessuto del libro, nella misura in cui il tessuto del libro dovrebbe ricostruire un dialogo effettivamente avvenuto, perché poi in sede di redazione evidentemente siamo stati tutti, chi più chi meno, abbastanza infedeli a quello che avevamo detto nell'analisi e nei particolari, se non nella sintesi. Tuttavia, nella sostanza c'era già, in questo lontano lavoro di 20 anni fa, 20 anni poi non sono così pochi, il nucleo di quello che era il lavoro presente e il lavoro futuro di Gherardo, che infatti nel suo saggio introduttivo, Temi e percorsi per una ludicità da riscoprire, Ortalli con chiarezza affermava: questo volume non vuole essere una storia del gioco e tantomeno una storia della giustizia nell'Italia di tradizione comunale. È forse volta per volta qualcosa di più e qualcosa di meno. Questa è l'attitudine a sfumare, ad articolare, a cercare l'eccezione piuttosto che la regola, che è molto tipicamente ortalliana. Certamente, prosegue Ortalli, qualcosa di diverso, e del resto, continua la citazione, gli studiosi che vi collaborano non appartengono alla piccola ma agguerrita schiera di specialisti dei giochi, sui quali la ricerca può comunque contare. Qui una certa, peraltro correttissima e benevolentissima, comunque una certa ironia c'è nei confronti della piccola ma agguerrita schiera di specialisti dei giochi, muovendosi piuttosto in altri differenti ambiti di studi: la storia delle società, delle istituzioni, del diritto, della cultura. Non è esattamente un'introduzione scritta currenti calamo. Mi dà l'impressione di essere un'introduzione invece dove nell'apparente semplicità
dello stile e della scelta delle parole, dietro questa apparente semplicità c'è una volontà programmatica di ricerca abbastanza precisa, ed è questo il punto, cioè senza affermazioni intransigenti, senza affondi polemici che non sono mai stati propri del suo misurato e sorvegliato stile. Io non mi ricordo di aver mai visto Gerardo Ortalli arrabbiarsi, ma probabilmente mi sono sfuggite alcune pagine della sua esistenza, perlomeno non pubblicamente. Indicava il problema storico fondamentale rispetto al quale già evidentemente si stava indirizzando e attrezzando a rispondere in modo costante e sistematico: la ludicità da riscoprire. Sottraendola all'ambito ristretto e ipertecnico, talora quindi un po' classificatorio, tipologico, collezionistico, maniacale, di una specialistica, magari anche severa e raffinata nel suo genere, ma attenta totalmente o prevalentemente alla morfologia dei giochi e disinteressata o sottointeressata alle funzioni, ai contesti e alle dinamiche socioculturali nelle quali appunto la ludicità si esprimeva nel tempo. Il quadrilatero esegetico verso il quale Ortalli intendeva far convergere le energie di studiosi che già cominciavano a costituire un po' il suo team, studiosi provenienti da ambiti, scuole ed esperienze diverse, era delimitato con sommessa ma rigorosa lucidità: società, istituzioni, diritto, cultura. Mi rendo conto che l'uso di espressioni come morfologia, funzione, contesto, quadrilatero esegetico possa far sorgere il sospetto che da parte mia si intenda distendere un vivo e dinamico processo di ricerca liberamente condotto senza nessun dogmatismi rispetto a nessuna teoria a prioristica, invece da parte mia lo si voglia distendere su un letto di Procuste dogmaticamente levi-strossiano, il triangolo funzione, contesto, morfologia e via discorrendo. No, non ho nessuna intenzione di questo genere. Il punto, mi sembra, è che Ortalli parte appunto dall'assunto dichiarato di dover anzitutto fare i conti con la tendenza delle fonti a distinguere e quindi a, parole sue, virgolette, raccogliere e documentare le cose serie, in corsivo, e non quelle frivole, anch'esso in corsivo, chiuse le virgolette, e di essere quindi obbligato a misurarsi con la consueta e naturale tendenza da parte di qualunque estensore di documento o di memoria a trascurare quanto nella sua epoca e nel suo ambiente è del tutto abituale, consueto e quotidiano, e in quanto tale non ha bisogno di essere né descritto né spiegato, mentre per i ricercatori da quell'epoca e da quell'ambiente più o meno lontani e remoti si tratta proprio invece di quello che dovrebbe venir accuratamente esposto e chiarito, in quanto nel frattempo caduto in disuso e seppellito dall'oblio. Quando noi leggiamo a volte che negli anni 30 ci si corpageva le chiome, chi ce le aveva, beato lui, di brillantina, e i nostri ragazzi spesso non sanno che cos'è la brillantina, cioè una canzone che non è bellissima ma che ha avuto un certo successo, che si fonda tutta sul refrain: ma chi erano questi Beatles? Perché in realtà quando i Beatles erano nell'Olimpo tutti ne parlavano tranquillamente, ma nessuno spiegava che cosa fossero. E oggi quando un ragazzino si trova davanti a quella parola che col basic English oggi consueto significa scarafaggio, non capisce esattamente che cosa siano stati i Beatles. Ebbene sì, per la mia generazione per esempio. E non c'è chi abbia praticato anche un pochino la ricerca sul quotidiano e sulla spesso disperante difficoltà di decifrare e di combinare le parole e le cose incontrate e di farle coincidere fra loro, nella misura in cui una parola può coincidere con una cosa, che non sappia che proprio ostacoli di questo genere producono troppo spesso forme d'impasse e di malinteso che si rivelano talora insormontabili per lo sviluppo della ricerca o comunque per un suo corretto e soddisfacente successo. I partecipanti al colloquio trevigiano del 91
e al volume collettivo del 93 erano tutti ben decisi, è il caso di dirlo, a stare al gioco, prestandosi, diciamolo ancora una volta con le parole di Ortalli, aperte le virgolette, ad una molteplicità di aggregazioni, a seconda che si assuma come elemento ordinatore la tipologia dei giochi, o la cronologia, o l'area geografica, o il tipo di fonte, o il taglio dato nella rilettura critica. Ma questa fluidità corrisponde a una scelta di partenza, per cui non si volevano assolutamente predeterminare rigidi campi di intervento, come sarebbe stato necessario per un normale convegno, ma piuttosto importava verificare quanto era autonomamente emerso dalle singole ricerche, senza paura di sovrapposizioni o divergenze. E questo è direi è un modello perfetto di metodo e anche di stile ortalliano. Ed ecco difatti puntualmente, a riprova dell'opportunità del metodo scelto e dei parametri adottati, affiorare, virgolette, nuclei tematici forti e, di nuovo virgolette, aree di interesse maggiore. Anzitutto i centri oggetti di specifica analisi, in significativa, anzi basilare convivenza tra, aperte di nuovo le virgolette, possenti aggregati urbani, quali Venezia, Firenze, Bologna, Perugia, alle quali città Ortalli successivamente ne aggiungerà altre, per esempio nel libro Barattieri, ma già in lavori precedenti, che non sono monografie preparatorie del libro sui Barattieri, ma che possono sembrarlo alla luce di chi legge appunto le cose, il libro a cose fatte. C'è un'aggiunta, o due se preferite, importante: Mantova e Verona, considerate in un ingegnosissimo e convincente intreccio euristico tematico, in modo che, sfruttando le lacune della documentazione qualitativa e quantitativa, mantovane e veronesi, che sono in qualche caso diverse, in altre sono le stesse, e che descrivono insieme un certo iter sul modo di trattare i barattieri, di farli passare dalla illegittimità a una legittimità controllata e poi alla fine arrivare alla messa a guadagno della baratteria, alla tassazione, agli appalti, insomma a sfruttare il vizio nel nome del pubblico bene, i vizi privati in funzione della pubblica virtù, e quindi tassare il vizio, come si fa nei confronti della baratteria e non solo in quella. E in questo caso, lo dico anticipando quello che fra poco dirò concludendo, direi che le poche pagine in fondo su Verona e Mantova, 66-71 del libro sui barattieri, me le ricordo molto bene perché mi hanno colpito, sono fra quelle che io ho trovato metodologicamente più interessanti e più convincenti. Naturalmente nel libro del 93, insieme ai possenti aggregati urbani, in cui non ci sono ancora, anche se sono nominate anche loro, né Mantova né Verona, assistiamo alla presentazione da parte di Ortalli di una microcomunità, che è l'amata e ben studiata Lio Maggiore, alla quale egli stesso, da coordinatore fattosi collaboratore, dedicava proprio in quel seminario, in quell'incontro e poi in quel volume, un esemplare saggio condotto con quello che mi è sembrato un inappuntabile metodo microstorico. Ecco proporsi Devi i venire temi. alla fine, per cortesia. Ecco proporsi quindi, e finisco, i temi e i problemi fondamentali, soprattutto il rapporto dal punto di vista metodologico fra fonti diverse e rispettive difficoltà di interpretazioni e di confronto, le statutarie, le processuali, le poliziesche, le cronistiche, le memorialistiche, le trattatistiche, le letterarie, le iconiche e perfino quelle materiali, dal momento che insomma
alla fine di tutto qui si sta parlando di gioco d'azzardo, sta parlando dei 3 dadi della Zara, dei punteggi calcolabili con quei 3 dadi, si sta parlando delle tavole, si sta parlando dell'entità delle puntate, delle monete che correvano fisicamente, si sta parlando del giocarsi fin la camicia, che era quasi il simbolo distintivo dei barattieri. Allora bisogna pur chiedersi quali erano anche i valori obiettivi, anche se volete le potenzialità, i valori d'acquisto delle puntate, che cosa si vinceva quando si vinceva, che cosa si perdeva quando si perdeva concretamente. Lucien Febvre ha detto una volta, rimproverando alcuni storici dell'agricoltura del suo tempo, ma insomma non si può costringere i contadini del passato ad arare con arafli di carta, ricordando che insomma se si parla di qualche cosa bisogna avere pur un minimo di cognizione anche concreta di come certi oggetti sono fatti, eccetera. Ecco, è quello che si coglie nel lavoro di Ortalli, è questo sempre molto modesto, molto sfumato e quasi reticente, questo insieme di competenze specifiche che fa sì che Ortalli rifugga continuamente dalla tentazione di creare delle tipologie rigide. Questo libro sui barattieri fa veramente saltare in pezzi certe nostre cognizioni un po' preconcette, assunte da letture, peraltro per carità benemerite, di storici del diritto, eccetera. Non esiste un corso, una parabola razionale, ragionevole, che è più o meno sempre quella, dalla illegittimità alla legittimazione, all'appalto, alla messa a guadagno e via discorrendo, per arrivare poi alla grande stagione in cui tutto cambia, arrivano da un lato i nuovi giochi, i naibi, le carte, eccetera, dall'altro arrivano anche questi guastatori, questi fieri rompiscatole che sono i predicatori popolari con i loro roghi delle vanità, arriva Bernardino, arriva Savonarola, eccetera, e tutto cambia e tutto sembra volare in pezzi, mentre prima insomma gli statuti e le carte di polizia segnavano un iter che in fondo si può ben cogliere e descrivere. No, non è così. Ortalli ci mette sempre davanti alle eccezioni, ci mette sempre davanti al fatto che l'idea che la storia faccia progressi o torni indietro o vada avanti è plausibile solo se si è convinti di avere l'orologio della storia in tasca, altrimenti le cose non tornano. Non è vero che tout se tient, nulla in fondo se tient. E la storia è questo, è questa capacità di rimettersi continuamente in discussione e di rimettere in discussione le nostre convinzioni e anche i risultati che magari faticosamente si tratta di mettere insieme con mesi o anni di lavoro, e poi ci si accorge che quel che è vero in un caso può essere non vero in un altro, e che le analisi giungono sempre a sintesi valide nella misura in cui svelano le discrepanze, le contraddizioni e non al contrario le forme di coerenza. Ci sarebbero infinite cose da dire. Un aspetto che mi è sembrato bellissimo e molto ben reso da Gherardo, ebbene sì, anche letterariamente, ma col costante appoggio e conforto di fonti che sono citate in chiaro, è per esempio questo particolare paradosso dell'infamia che in un certo senso si stravolge in una forma di privilegio. I barattieri con tutti gli altri dell'universo, questo universo di Ribaldi, eccetera, che è stato studiato anche da altri, Settia stesso, Zorzi, Artifoni, eccetera, questo universo ha alla fine dei suoi statuti, ha alla fine appunto un suo codice d'onore, come tutte le malavite, ma anche degli statuti che non sono del tutto il risultato
interno del lavoro all'interno dell'associazione malavitosa, ma che non sono nemmeno calati dall'alto, che vengono continuamente contrattati, e alla fine si arriva ai potestates dei barattieri, e i potestates dei barattieri hanno un potere che i poteri pubblici, e che può arrivare fin quasi all'orlo dello scorrimento del sangue, con una casistica che per un certo verso ci fa sorridere e per un altro ci fa rabbrividire. Si faccia scorrere il sangue, sì, ma a patto solo che sia dal naso o dalla bocca, non da altrove, perché altrimenti si entra nelle prerogative dell'alta giustizia. Solo lo Stato può uccidere, solo lo Stato può versare legittimamente il sangue, e tutto questo viene continuamente ritessuto alla luce di un oceano di eccezioni, che è esso, in fondo, l'unica regola possibile della storia. Esempi infiniti. Il tempo è stato, non solo ne ho coscienza, esaurito, ma ho abusato ampiamente della vostra pazienza. Vi invito soltanto a leggere o a rileggere, se l'avete già fatto, l'ultima parte, le ultime pagine, le conclusioni di questo libro sui barattieri, perché lì Gherardo presenta proprio quello che un po' più o meno abbiamo detto tutti noi quattro, cioè la volontà di costruire la ricerca del presente come presupposto per una organica, seria, modesta, ma ben decisa piattaforma su cui costruire il futuro. Si potrebbe dire, con una parafrasi di una frase celebre, che quella costruita da Gherardo in questi anni, anche magari con l'aiuto di personaggi lungimiranti come Benetton, eccetera, è stata una gioiosa macchina di ricerca. Quindi a De Maiora. Lucidità da riscoprire, esposta con molte allusioni sulla scia di Gherardo Ortalli, con tutti i legami a diversi aspetti della vita del passato. Grazie. Ora do la parola a Giuliano Pinto, che ci presenterà considerazioni su ambiente e natura nel Medioevo. Sì, allora ringrazio anch'io gli organizzatori di questa giornata per l'invito a parlare di alcuni percorsi di ricerca di Gherardo Ortalli, e mi è stata offerta tra l'altro l'occasione di rileggere con profitto alcuni suoi lavori, e il mio non è un ringraziamento di maniera. Quando un paio di mesi fa Marco Pozza mi chiese il titolo per la giornata di oggi, indicai quello generale e generico che vedete nel programma. Ora, dopo aver riletto nelle ultime settimane i lavori di Gherardo sul tema specifico che mi è stato indicato, lo cambierei. Al binomio natura e ambiente premetterei la parola lupi e toglierei il riferimento cronologico al Medioevo. Dunque, lupi, natura, ambiente. Svolgerò le mie considerazioni lungo questo filo conduttore, partendo dalla storia del lupo nelle sue interazioni con l'uomo, a cui Gherardo ha dedicato 3 saggi fra il 1972 e il 1983, il primo, come lui sottolinea più volte, uscito significativamente nella rivista Natura e Montagna, il secondo del 1973, Natura, storia e mitografia del lupo nel Medioevo, che sviluppava in modo assai più ampio e articolato il lavoro precedente, e che a sua volta era completato in un certo qual modo dal terzo saggio dell'83, Realtà ambientali
e cultura del lupo tra Alto e Basso Medioevo. A questi saggi sul lupo si aggiungeva poi la relazione spoletina uscita nel 1985, Gli animali nella vita quotidiana dell'Alto Medioevo, i termini di un rapporto. Insomma, la storia del lupo in Italia e in Europa vista come chiave di lettura del rapporto uomo-natura-ambiente nel lungo periodo, ben al di là del Medioevo. Gherardo è poi tornato sul tema del rapporto uomo-natura in altri saggi. Basti ricordare quello su Giovanni Villani e l'interpretazione dell'alluvione di Firenze del 1333 e l'introduzione al volume da lui curato nel 2010, e già ricordato da Varanini, sulle trasformazioni dei paesaggi e il caso Veneto. Nella riformulazione del mio titolo non indicherei neppure una delimitazione cronologica, nonostante che nei 3 saggi ora ricordati il riferimento sia al Medioevo. La ricerca e le analisi di Gherardo su questi temi vanno infatti ben al di là e al di qua dei secoli medievali, partendo dall'antichità classica fino a giungere all'età contemporanea, anzi ricevendo un forte input alla ricerca proprio dai problemi della contemporaneità, dai problemi ambientali dei nostri giorni, di cui Gherardo non è stato un semplice spettatore, come ben sappiamo. Dicevo non a caso dall'antichità all'età contemporanea. Abbiamo constatato tutti come nelle ultime settimane il tema della presenza del lupo sia ritornato prepotentemente nelle pagine dei quotidiani. Lupi che assaltano greggi in Maremma e bracconieri che ne fanno strage, lasciando sulla strada in bella vista le carcasse degli animali uccisi, con un contenuto simbolico ben evidente che ci riporta lontano nel tempo, quando i corpi degli animali erano appesi a una forca al pari di quelli dei briganti di strada. Dunque una presenza giudicata di nuovo come nociva per le attività economiche dell'uomo, come nociva per l'uomo. Un giudizio negativo sul lupo che ritorna, seppure in ambienti circoscritti, dopo un cinquantennio circa, durante il quale l'animale era stato visto esclusivamente come specie da salvare. Una 60 d'anni fa, nel 1956, uscì un bel film intitolato Uomini e lupi. Non so se Gherardo lo ha mai visto, allora aveva solo 13 anni e forse il suo interesse per la storia del lupo era di là da venire. Il regista è Giuseppe De Santis, quello di Risomaro per intenderci, e gli interpreti erano, oltre a Pedro Armendariz, un giovane Yves Montand e una splendida Silvana Mangano. Ora chiedo scusa di questa descrizione propria di un cinefilo, ma il film, ambientato in Abruzzo e con protagonista un luparo, rappresenta bene un aspetto della lunga storia del rapporto tra l'uomo e il lupo. Nel film, 1956, il lupo è rappresentato ancora come il nemico dell'uomo, che non si limita ad aggredire le greggi, ma penetra in gruppo nei villaggi, nelle stalle, nelle case, terrorizza la popolazione. Ripeto, si era alla metà del secolo scorso e certo non si parlava ancora di specie da proteggere. La lunga storia del rapporto
tra uomini e lupi ha conosciuto momenti e fasi molto diversi. Come sappiamo, Ortalli dimostra in modo del tutto convincente, in particolare nel saggio del 1973, che la percezione dell'animale conobbe una svolta nell'età di mezzo. Nacque allora, e da quei secoli lontani è arrivata quasi sino ai giorni nostri, l'immagine del lupo, nemico dell'uomo. A sua volta il lupo, al pari degli altri animali selvatici e delle specie vegetali, ha rappresentato e rappresenta una componente dell'ambiente naturale. Montagne, boscaglie, terreni incolti sono stati il suo habitat. Le modificazioni di tale habitat, in un senso o nell'altro, hanno favorito o limitato la presenza dell'animale nel corso dei secoli. Così la storia millenaria del lupo, come di altri animali selvatici, si lega strettamente all'ambiente. Esso, il lupo, rappresenta un riferimento significativo quando si vogliano indicare i termini del difficile e mutevole rapporto tra uomo e ambiente, per usare parole di Gherardo. Nessun'altra presenza animale è stata vissuta in Europa con altrettanta timorosa e preoccupata intensità. Tornerò presto su questo e sugli altri saggi. Prima vorrei fare qualche considerazione di carattere più generale. Alla fine degli anni 60 del secolo scorso, nella storiografia italiana, il tema della storia dell'ambiente, del paesaggio, era fermo, in sostanza, al volume pionieristico di Emilio Sereni, a cui si potevano accostare, ma in un ambito più strettamente naturalistico, alcuni lavori di geografi, a cominciare da Il paesaggio di Aldo Sestini, uscito nella collana del Touring Club. Tra gli storici attenti alla dimensione spaziale della storia, l'interesse si limitava a descrivere il quadro ambientale in cui inserire le dinamiche economiche e sociali oggetto di studio. Non c'era spazio, mancava ancora una precisa sensibilità per una storia dell'ambiente nella lunga durata, specchio sia delle trasformazioni economiche e sociali, ma effetto anche di trasformazioni non imputabili all'azione dell'uomo. Era il caso, ad esempio, di uno storico profondamente innovatore come Elio Conti, i cui lavori erano usciti alla metà degli anni 60, le famose zone campione da lui scelte, si aprivano con una descrizione puntuale dei caratteri fisici dell'area oggetto di studio, del milieu naturale. Così successivamente altri storici, come lo stesso Vito Fumagalli più volte ricordato, e per uscire dai confini della medievistica penso ad esempio ad uno storico come Giuseppe Galasso e al suo volume del 1975 Economia e società nella Calabria del Cinquecento, che si apre con un'ampia descrizione dei quadri ambientali in cui inserire poi economia, società, politica. Insomma, più il Brodel del Mediterraneo che non il Bloch della storia rurale francese e tantomeno il Fèvre de la Terre et l'évolution humaine, introduction géographique all'histoire. Un'eccezione parziale visto il carattere di studi introduttivi, era rappresentato dai due saggi di Lucio Gambe e di Giovanni Hausmann, I valori storici dei quadri ambientali e Il suolo d'Italia nella storia, usciti nel 1972 nel primo volume della Storia d'Italia Einaudi, quello dove l'influenza delle Annales era più evidente. Lucio Gambi poi in verità aveva scritto saggi in precedente che lui raccolse, mi pare nel 74, in quel volume importante, Una geografia per la storia. In contemporanea praticamente con il volume einaudiano usciva nel 1973
il saggio di Gherardo sul lupo nel Medioevo, che rappresentava per la storiografia italiana, in particolare per la medievistica, una novità assoluta. Il rapporto tra uomo e ambiente era affrontato nel lungo periodo, prendendo come oggetto la presenza effettiva del lupo e il diverso atteggiamento degli uomini nei suoi confronti, in un quadro dove occorreva tener conto che le trasformazioni dell'ambiente non erano dipese solo dall'azione dell'uomo, ma vi avevano influito con altrettanta evidenza fattori di natura fisica. La critica del tempo, anche se non ho fatto una ricerca sistematica in questa direzione, mi pare abbia in buona misura sottovalutato il significato e l'importanza di questo lavoro. Lo ha considerato sicuramente uno studio intelligente, fine, ma forse un po' sfizioso. Lo stesso Ortalli, nella premessa al volume del 1997, Lupi, Genti, Culture, che raccoglie gli studi precedenti, sembra esserne in qualche misura consapevole. Egli scrive nel 97: di certo la questione, quella del lupo non più considerato come specie nociva, appariva rilevante specialmente per i naturalisti e per gli etologi o per gli addetti alla gestione ambientale. Non poteva rivelarsi uno dei punti su cui fare leva per ripulire il campo dai vecchi convincimenti sul lupo cattivo, operazione sostanzialmente riuscita tra gli anni 70 e 80. Ma sul versante della ricerca storica tradizionale e consolidata si aveva tutto il diritto di considerare la faccenda come un'inezia a fronte della grande montagna delle cose che interessa sapere, e la valutazione era ben presente a chi si misurava con questi temi. Sarebbe da leggere altre righe molto interessanti di questa presentazione, ma forse occorre andare un po' veloce. Grazie. La critica del tempo, inoltre, non si rese conto che il saggio si inseriva pienamente e in modo autonomo in un interesse verso la storia dell'ambiente che si stava diffondendo e che coinvolgeva la storiografia internazionale, in particolare quella francese legata alla scuola delle Annales. La fine degli anni 60 e i primi anni 70 del secolo scorso hanno rappresentato un tornante nello studio dell'ambiente naturale. Nel 1967 Emmanuel Leroy-Ladurie pubblicava la sua Histoire du climat depuis l'an 1000. Nello stesso anno usciva a Londra il poderoso volume di Clifford Smith, tradotto dalla Terza nel 74, Geografia storica d'Europa dalla preistoria al XIX secolo. Sempre nel 67 Lynn White Jr. pubblicava su Science un saggio, qualche anno dopo tradotto in italiano con il titolo Le radici storico-culturali della nostra crisi ecologica, un saggio certo stimolante come tanti lavori di White e in qualche misura provocatorio. Un saggio che attribuisce all'antropocentrismo cristiano la radice di fondo, della subalternità dell'ambiente naturale rispetto alle esigenze dell'uomo. Poi, a cavallo degli anni 60 e 70, Robert Delors, forse lo storico più impegnato nello studio della storia dell'ambiente, portava avanti la tesi sul commercio delle pellicce in Occidente alla fine del Medioevo, dove largo spazio aveva la storia della presenza dei diversi animali. E nel 1972, all'interno del volume Le Moyen Âge, Histoire illustrée de la vie quotidienne, dedicava un ampio capitolo all'homme et les milieux. 2 anni prima, nel 70, è uscita in Francia una nuova edizione del lavoro pionieristico di Lucien Febvre,
la Terre et l'évolution humaine. Nel 1974 le Annales dedicavano un fascicolo presentato da Emmanuel Leroy-Ladurie al tema Histoire et Environnement, e si potrebbe proseguire citando tutta una serie di lavori. Ecco, quindi veramente un tornante nella storia dell'ambiente, la fine degli anni 60 e gli inizi degli anni 70. Questo non significa che anche prima non ci fossero stati lavori che avessero affrontato questo tema, basta pensare alla grande tradizione di geografia umana francese e tedesca. Ma torniamo al saggio del 73, a cui si collega strettamente quello uscito 10 anni dopo, Realtà ambientali e cultura del lupo tra Alto e Basso Medioevo. La ricerca di Gherardo, dicevo, chiarisce in modo inequivocabile come si debba al Medioevo l'invenzione del lupo cattivo, del lupo divoratore di uomini, del lupo come animale più pericoloso per l'uomo sotto ogni aspetto. È allora che nasce una nuova cultura del lupo che dal Medioevo arriva fin quasi ai giorni nostri. Non così nell'antichità, come Gherardo dimostra con molta finezza attraverso l'analisi di tutta una serie di testi, soprattutto testi letterari, che non lasciano dubbi in proposito. In questa analisi, antichità, medioevo e oltre sul lungo periodo, cioè in questa analisi delle reazioni di società diverse di fronte a un medesimo fenomeno, mi pare sia presente la lezione di Marc Bloch sull'importanza della storia comparata come utile strumento euristico. L'analisi di Gherardo si snoda lungo 3 percorsi di ricerca: natura e habitat, la reazione degli uomini di fronte al pericolo reale o immaginario, la mitografia del lupo. Da una parte, dunque, la natura nelle sue lente trasformazioni che non dipendono solo dall'azione dell'uomo. Vi sono anche dinamiche interne che spetta agli scienziati cercare di individuare, mentre allo storico spetta studiarne gli effetti sulle società umane. Basti pensare alle modificazioni climatiche, all'evoluzione di certe specie animali, all'irrompere nell'habitat di nuovi animali, di nuove malattie, di piante infestanti. Abbiamo esempi anche nella società contemporanea, di insetti micidiali che distruggono piante specifiche, eccetera. Si potrebbe fare una ampia casistica. Sono problemi questi delle trasformazioni interne dell'ambiente naturale che non sfuggono all'attenzione di Gherardo Ortalli, quando ad esempio ipotizza uno spostamento di lupi dal nord Europa verso il mondo mediterraneo, anche in seguito a fattori climatici, al pari di quanto accadeva per i popoli germanici, oppure quando avanza l'ipotesi di una maggiore diffusione della rabbia che avrebbe reso i lupi più feroci e aggressivi. Naturalmente a questi interrogativi egli non era in grado di dare una risposta, e non so se una risposta è arrivata nel proseguo di tempo da parte degli scienziati puri, diciamo. Poi ovviamente c'è l'azione dell'uomo, progressivamente più forte e aggressiva nei confronti dell'habitat a partire dall'inizio del secondo millennio. Se la rarefazione dell'uomo nei secoli altomedievali portò all'espansione incontrollata di incolti e foreste, che favorì la moltiplicazione dei lupi all'interno di un habitat ora per essi assai più accogliente, la forte riduzione dell'habitat naturale ha determinato negli ultimi 2 secoli la sopravvivenza, è arrivata a minacciare la sopravvivenza della specie. Così la maggiore sicurezza delle greggi e degli uomini è stata la conseguenza anche di una riduzione, se non della distruzione, dell'habitat. A un male minore, osserva Gherardo, un'osservazione molto fine, sembra essere subentrato un danno ben maggiore. Gli altri percorsi di ricerca riguardano
la parte, il peso che il lupo ebbe nelle diverse esperienze della vita e della mentalità dell'uomo, la reazione degli uomini di fronte al pericolo reale del lupo è attestata da una proluvie di fonti, dalla legislazione dei regni romano-germanici ai capitolari carolingi, dagli statuti delle città comunali alla normativa corrente, ai pagamenti effettuati dalle autorità pubbliche per l'uccisione dell'animale e poi ancora fonti narrative e fonti letterarie. C'è una capacità da parte di Gherardo di muoversi su una gamma vastissima di fonti. Che nel Medioevo i lupi rappresentassero un pericolo reale per gli animali domestici e per l'uomo non c'è ombra di dubbio, ma aggiunge, c'è un'osservazione secondo me molto acuta di Gherardo, aggiunge: il processo genetico dei nuovi convincimenti è più articolato e non matura nel riferimento esclusivo alla realtà concreta, o meglio alla realtà fisica. Paiono, anzi determinanti, situazioni psicologiche collettive, paure e sensi di insicurezza generalizzati in un mondo che si faceva indubbiamente più duro e difficile. Essenziale infine, ma non da ultimo, l'apporto della tradizione e della elaborazione culturale cristiana. Dunque, realtà, sentimenti collettivi e insieme l'apporto della tradizione e dell'elaborazione culturale giudaico-cristiana contribuirono in diversa misura alla fioritura di una ricca mitografia intorno al lupo. I famigerati lupi dalla coda mozza, gli uomini lupo e i lupi mannari, la credenza che lo sguardo del lupo fa perdere la voce, e ancora il lupo identificato di volta in volta con il peccatore, il signore malvagio, il magnate prepotente, l'eretico, il diavolo, il cattivo pastore. Insomma, il lupo simbolo negativo di ogni realtà condannata. E da qui il ricorso ai santi, ai numerosi santi per ottenere protezione dai lupi. L'episodio di San Francesco, il lupo di Gubbio, su cui anche Franco Cardini ha scritto un saggio, che è entrato però tardi nella tradizione francescana, sembra essere un po' un caso anomalo, ma collegato ad altri episodi della vita del santo, come ad esempio la predica agli uccelli, anticipa il nuovo modo di porsi degli uomini del basso medioevo nei confronti dell'ambiente naturale, risorsa non inesauribile che si comincia in qualche modo a tutelare. Proteggendo i boschi fatti di essenze pregiate, regolando la caccia nei tempi e nei modi, controllando i corsi d'acqua, riducendo gli impaludamenti. Non certo la nascita di una coscienza ecologica, quanto piuttosto la presa d'atto degli effetti negativi che potevano derivare dal deterioramento degli equilibri ambientali, l'emergere insomma di nuove attitudini verso l'ambiente a cui si affiancano presto valutazioni di natura estetica sul paesaggio. A me è capitato di trovare un ricco fiorentino del Trecento che acquista una casa con podere sulle pendici di Fiesole dicendo l'acquisto perché c'è bella veduta. Ecco, il gusto estetico del paesaggio, è una novità che si inserisce nei secoli finali del Medioevo. Così il tema del lupo nella storia, da oggetto di studio per così dire di nicchia, assume una rilevanza generale. Emerge la complessità del fenomeno che richiede sensibilità particolari e capacità di lettura e di interpretazione di fonti diversissime e insieme cautela e misura nell'utilizzo delle fonti. Lo hanno sottolineato poco fa Prosperi e Varanini, e mi ha colpito una nota nel saggio spoletino del 1985 dove Gherardo scrive: il mondo della favola è ricchissimo di facili indicazioni sul rapporto uomo-animali. Ne resto ai margini
senza sfruttarne le comode potenzialità per la poca fiducia nella possibilità di contestualizzare in modo criticamente affidabile tanti dati per lo più privi di solidi agganci a momenti storici definiti. Ecco, questa sottolineatura della necessità di contestualizzare le fonti, cosa che altri invece si guardano bene dal fare, e il mondo, insomma, delle favole, ecco, sarebbe un campo sterminato per studiare la rappresentazione degli animali. E dopo il lupo, la ricerca di Gherardo Ortalli si è indirizzata nella relazione spoletina del 1985 verso la storia degli animali selvatici, che sono parte integrante dell'ambiente naturale nei loro rapporti con l'uomo, dal ratto nero vettore della peste al francolino, al ghiro, naturalmente poi il lupo. In tutti i casi le novità che emergono nel rapporto tra uomini e animali dipendono dal ridotto controllo sull'ambiente proprio del Medioevo, dell'Alto Medioevo in particolare, rispetto al mondo antico. Allo stesso modo, il processo di domesticazione degli animali conosce battute d'arresto, è il caso dei cervi. Talvolta aumenta la concorrenzialità sul cibo tra uomini e animali, e tra questi compare anche l'orso, e sarebbe interessante anche così costruire un po' una storia dell'orso. Franco Cardini ed io organizzammo a Pistoia un convegno sull'orso 2 o 3 anni fa, ma mi pare che gli atti non siano ancora usciti, no? Ferragamo non è inventato. Ferragamo non è inventato. Proviamo con Cavalli, non lo so, con qualcun altro. Occorre sottolineare, sto concludendo, occorre sottolineare di nuovo l'originalità e la validità di ricerche che affrontavano temi tutt'altro che marginali e che si inserivano negli indirizzi di ricerca che andavano maturando nelle storiografie d'Oltralpe, prima ancora che in quella italiana. Nel volume del 2001 di Robert Delors e François Walter, Histoire de l'environnement européen, quelli di Ortalli sono tra i pochi lavori italiani di medievisti citati in bibliografia, anche se poi le pagine dedicate al lupo sono soltanto 2. E laddove si prende in esame le concezioni della natura proprie dei secoli finali del Medioevo, il bel saggio sul Villani, l'alluvione, corso di natura o giudizio di Dio, che pure sarebbe stato molto funzionale al discorso portato avanti da Delors, non è preso in considerazione. C'è, come al solito, nelle storiografie d'Oltralpe una scarsa conoscenza della produzione storiografica italiana. Negli ultimi 4-5 decenni, come sappiamo, le tematiche ambientali hanno fatto irruzione nella cultura europea e mondiale. Lo sfruttamento delle risorse naturali, le modificazioni di alcuni grandi cicli biologici e fisici, a cominciare da cambiamenti climatici, hanno conosciuto un'accelerazione quale mai si era vista prima, fino a porre il problema della sopravvivenza dell'umanità nel medio o nel lungo periodo. A queste ansie del presente non poteva rimanere estranea la storiografia. Da qui il moltiplicarsi degli studi sulle trasformazioni ambientali dall'antichità in poi, sino alla nascita di una vera e propria ecologia storica o ecostoria. La storiografia italiana, in particolare la medievistica, ha risposto solo parzialmente alle sollecitazioni degli anni 60-70 della storiografia internazionale e dei lavori di Gherardo. Uno dei pochi nomi che mi viene in mente è quello di Vito Fumagalli. Forse in misura maggiore la risposta è arrivata dagli storici moderni e contemporanei. Penso ad Alberto Caracciolo, a Diego Moreno, a Massimo Quaini, a Piero Bevilacqua. Nel 2009 è uscito un ampio studio sul paesaggio storico tra Medioevo ed età moderna, un volume sicuramente stimolante
Il coautore però, Carlo Tosco, persona seria, è un architetto e insegna al Politecnico di Torino, anche se è uno storico dell'ambiente, del paesaggio, con una notevole, forte sensibilità storica. Poi certo disponiamo di un'ampia serie di contributi locali o regionali, come tradizione della nostra storiografia, che potrebbero far da trama a uno studio più sistematico della storia dell'ambiente nel lungo periodo. Ma quando si parla di ecologia storica bisogna essere ben coscienti che si tratta di una disciplina il cui statuto contempla che l'evoluzione storica dell'ambiente non sia considerata solo dalla parte dell'uomo, ovvero i condizionamenti imposti dall'ambiente alle società umane da una parte e dall'altra le modifiche dovute all'azione dell'uomo. L'ambiente si modifica, lo ripeto, anche per cause interne che attengono alla sfera dei fenomeni fisici e biologici, ma neppure storia dell'ambiente o degli animali, portata avanti chiusa in se stessa, priva di un rapporto dialettico con le vicende umane. Occorre una sintesi che tenga conto delle interrelazioni tra i tempi della storia e quelli della natura. E in questo i lavori di Gherardo, a chi li rilegge a decenni di distanza dalla loro uscita, appaiono pionieristici, ancora pienamente validi nei risultati e del tutto stimolanti sul piano metodologico. Grazie. Grazie anche da parte mia per questo approfondimento. Siamo ben consapevoli oggi come il rapporto fra uomo e natura, uomo e ambiente è un problema delicatissimo e per quello è un merito degli storici di guardare su questo problema anche per quanto riguarda il tempo passato e mi pare una bella idea di usare il lupo come simbolo per raccogliere gli studi su questa tematica. Ora siamo giunti al punto conclusioni e mi pare che nessuno potrebbe fare meglio queste tali conclusioni che Gherardo Ortalli stesso. Chiedo che prendi la parola, forse da qui oppure dalla cattedra, come vuoi. Io devo confessare che per raggiungere un treno devo scappare alle 6:30, nel caso che questo incontro non sarà finito a quel momento. Vi saluto tutti e ora la parola a Gherardo. Grazie Dieter, siete tranquilli che parlerò poco perché Gottinga attende Dieter e qualcosa da berci sopra attende noi. Ma per prima cosa devo dire che sarei sprofondato 20 volte oggi pomeriggio, non di meno, forse di più, e sarei sprofondato però con gratitudine, con gratitudine per chi ha voluto perdere tempo a sentir parlare di me, siete voi, e con gratitudine soprattutto per chi è stato disposto a parlare di me, siete voi, è stato disposto a parlarne con una benevolenza per cui mi verrebbe da dire non fidatevi. Non fidatevi, ma non posso dirlo per una ragione molto semplice, perché quelli che sono seduti lì sono più bravi di me. E quindi questo è un discorso che non posso fare. E lo dico oggi in pubblico, ma è una cosa che più di una volta ho detto a loro, e loro mi possono essere testimoni che ritengo, francamente, che sappiano più cose di me e siano più bravi di me. Questo aumenta la mia gratitudine. Devo dire che la sensazione è stata un po' quella, lo dicevo con qualcuno intanto che si prendeva un caffè,
è stata quella di quelli che si danno per morti e fanno il necrologio prima di essere morti, che è un'idea genialissima, perché a quel punto uno riceve un mucchio di complimenti, tutti ne parlano bene e è un'operazione certamente positiva. Quindi questo aumenta la mia gratitudine, anche perché conoscendoli da molti anni, io non so chi ha individuato voi per questa cosa, voi 4 più 1, voi 5. Non so se sono stati quelli che si sono presi la briga di farmi questo scherzo che mi ha molto sorpreso in 2 puntate, creandomi crisi di identità, ma che devo ancora ringraziare per la cortesia che mi hanno usato, che sono Claudio Azzara, Ermanno Orlando, Marco Pozza e Alessandra Rizzi. Non so con che criterio abbiate fatto questa scelta, perché secondo me non si poteva scegliere di meglio, e di questo sono molto grato e molto onorato. Quindi grato a chi mi ha parlato, a chi ha parlato di me, ma grato anche perché mi ha insegnato cose che io non avevo mai pensato. E questo è un altro arricchimento. Ma sono grato anche per un'altra ragione. Sono grato perché hanno richiamato persone che mi sono molto care. Persone che permettetemi, non penso come maestri, ma persone che mi hanno insegnato molto. A partire da Gilmo Arnaldi, con cui ho cominciato, non proprio i primi anni dopo Eugenio Dupré, ma con cui ho cominciato a studiare, che è stato il mio insegnante, con cui i rapporti con tutte queste persone sono sempre rimasti straordinariamente, vicini, generosi da parte loro, cari da parte mia. Gilmo Arnaldi, ma anche Gaetano Cozzi, ma anche Lucio Gambi. Sono tutte persone che mi ha fatto piacere sentire ricordare in relazione a qualcosa che riguardava me. Ma non ci sono soltanto gli insegnanti del passato, ci sono anche quelli più o meno miei coetanei. Mi ha fatto piacere sentire fare il nome di Vito Fumagalli. Parlo ovviamente soltanto di persone che sono assenti, ma assenti che sono quelle con i quali ancora continua un rapporto molto proficuo. Penso a Attilio Bardoli, per esempio, ma non voglio dilungarmi troppo, anche perché in questi casi si fanno omissioni che sono non volute e sono spiacevoli. Ma penso, e questo posso dirlo perché non è una cosa personale, a molti degli studenti che ho avuto che mi hanno insegnato, non so cosa hanno imparato, certamente da loro qualcosa ho imparato. Devo dire, parole anche troppo buone nelle quali faticavo un po' a riconoscermi, vi confesso. Io mi riconoscevo, devo dire con grande franchezza, in 2 altre cose per le quali dicevo, insomma, forse qualcosa, le cose che faccio possono servire. E la prima è la curiosità. Una curiosità che mi è stata a volte rimproverata come leggerezza, come sfizio. Ricordo per esempio, a proposito del libro del lupo, sul lupo, che è uscito molte volte, Cinzio Violante, che mi voleva bene, con il quale i rapporti erano molto buoni, che quando mi incontrava per anni mi ha salutato ululando, come per dire, devi metterti a fare cose serie perché forse potresti fare anche cose serie. Ecco, molto amichevolmente io prendevo quello non tanto come un rimprovero, ma come qualcosa che dice, insomma, in fondo male non fai. Ma devo dire, questa curiosità lo realizzavo oggi sentendo voi. Questa curiosità è dietro un po' a quasi tutti i miei lavori, confesso. Non è prova necessariamente di serietà. Una serietà ho cercato di metterla studiando, ma non... piuttosto mi piacevano queste cose. E così il lupo è nato perché c'era il problema del Parco Nazionale d'Abruzzo. Lì ho cominciato lavorando con gente che andava sui monti a ululare e i lupi rispondevano.
Non c'erano ragioni strettamente scientifiche, la scientificità, se c'è, ho cercato di metterla dopo. Il lavoro sulla pittura infamante, che pure è stato richiamato, era per un certo fastidio nei confronti dei miei colleghi, anche amici, storici dell'arte, i quali continuamente parlavano della sfumatura di colore, del tratto sicuro, della ombreggiatura elegante, e a me pareva che invece quelle potessero essere fonti per la conoscenza del passato, e così è nato il libro sulla pittura infamante. Il libro sulle scuole. Il libro sulle scuole è stata una congiuntura della mia vita personale, vale a dire la coincidenza tra mia moglie Anna Maria, che insegnava, e mia figlia Francesca, che studiava. Anche questo non aveva dietro basi, aveva dietro una banale curiosità. Il gioco. Questo lavoro che sto seguendo ormai da qualche anno, da cosa partiva? Partiva dalla percezione che non si riuscisse bene a cogliere qual era la serietà del gioco. Difatti mi sono accorto poi a distanza di tempo, ma è stato anche ricordato qua con una precisione quasi che mi ha colpito, che da prestissimo la parola d'ordine era un po' la serietà del gioco. Ancora oggi continuo con quella parola d'ordine. Venezia. Gli studi su Venezia va bene, l'obbligo di essere qua, ma i primi anni che sono stato qua io non solo non avevo scritto una riga su Venezia, anche questo è stato giustamente detto, ma non mi sarei mai sognato di scrivere qualcosa su Venezia, perché ho fatto cose di tutt'altro genere. Poi ci sono state delle congiunture, e una di queste congiunture era non so come dire, la percezione di una città in crisi, di una civiltà che era in affanno, di qualcosa che stava finendo. E qui vorrei collegarmi a quello che io credo, facendo io l'esame di coscienza, senza essere così giudicato dagli inquisitori. Quello che credo è l'idea che ho sempre avuto che studiare il passato sia un modo non per rileggere il passato, ma per capire una civiltà che ci sta sulle ossa, che ci sta in uno zaino che ci portiamo sulle spalle, una civiltà da rispettare, non solo da conoscere. E qui voglio dire che una impressione che ho sempre avuto studiando queste cose del passato è stata quella di non avere a che fare, come poi in fondo sarebbe giusto perché ci vuole distacco, ma di non avere a che fare con dei cadaveri. Sono morti tutti, studiamo un mondo che è finito. No, l'impressione di avere a che fare, di occuparmi di persone che hanno vissuto e che quindi come tali da chi se ne occupa vanno in qualche modo rispettate. Queste sono le due cose che io mi riconoscevo. Oggi ne ho imparate moltissime, vi sono grato, se avete mentito andrete all'inferno. E devo ringraziare tutti, chi ha avuto la pazienza di venire, chi ha avuto la pazienza ancora maggiore di restare, chi ha così benevolmente parlato di cose mie, direi che possiamo berci qualcosa sopra. Sei d'accordo, Dieter? Possiamo chiudere? Sì, grazie. Senz'altro.